praticamente la nostra vita si è svolta praticamente sempre qui a Baita, diciamo, moltissimo qua a Baita. Le origini del mio bisnonno sono di Santa Maria di Gesù, però poi lui si è trasferito qua perché essendo un picciotto garibaldino, come ho letto cercando appunto questo libro di Giuseppe Buttà, Un viaggio da Bocca di Falco a Gaeta, ho tanti ricordi. Tra l'altro sono appassionato di storia e quindi mi è piaciuto sempre cercare con le origini, come tutti, insomma, penso che abbiamo fatto nel passato. E lui era uno di questi che appunto ha partecipato a queste cose. Ho letto anche questo libro di Nuccio, Picciotti e Garibaldini, diciamo così. Per cui poi finiti questi moti rivoluzionari della liberazione contro i Borboni, lui continua a vivere la sua vita qua sempre a Raffadali, nella villa Arcuri, dove è cresciuto poi mio nonno, che appunto è il padre di mio padre, dei miei zii, di tutti i 5 figli. Praticamente fino all'età di 60 anni mio nonno è stato qua, precisamente nel 1950, quando è stata entrata in vigore la riforma agraria che avrebbe dovuto dare la terra ai contadini, diciamo. Era appassionato di cavalli, infatti è stato in cavalleria, ha fatto la guerra da cavaliere scelto, poi subito dopo la guerra ha continuato, si è allontanato solamente per il periodo della guerra credo vicino Torino, non mi ricordo, Bardonecchia. Ha fatto il corso il corso cavalieri di Vittorio Veneto nel 1910, poi è stato richiamato per la guerra, appunto, è stato ferito anche in guerra e subito dopo è tornato nel 18 vivendo appunto sempre nella sua amata campagna, perché era un vero contadino, un bravo contadino, un bravissimo uomo, religioso, credente. Mi ricordo di parlare dei figli di Giordano Casimiro. E il discorso, parliamo del più grande, no? Tuo papà, sì. Dicevamo poi, lui ha lavorato dove? A Regione. In Regione, poi lui si è ritirato. È andato in pensione giovane, perché è entrato appunto, che hanno goduto dello scivolo dei militari ex combattenti, quindi 10 anni prima, quindi a 53-54 anni era in pensione. Io voglio ricordare anche tua mamma. Sì. Tua mamma è stata una donna molto... Una persona molto buona. Molto buona, la ricordo felicemente. Sempre allegra e sorridente. Sempre allegra e sorridente, una lavoratrice instancabile. Sì. Questo francamente ce l'ho sempre nel cuore, perché insomma è molto, posso dire, ospitale. Sempre quando venivo qua era sempre... cercava sempre sorridente. Io non ricordo mai di aver sentito dire a mia madre sono stanca. Malgrado tutto, anche i suoi mali, era sempre che lavorava. Una con girella e poi sulla sedia a rotella, ma non ha detto mai sono stanco. Bene, ci lasciamo alle spalle appunto questi ricordi, niente, possiamo solo dire che non dobbiamo tralasciare nulla della vita, cioè dobbiamo prendere sempre ciò che... Abbiamo solo questo. Abbiamo questo e logicamente tutte le cose che, per dire, mia madre ha detto qualche giorno, può darsi un mese anche prima di morire, può darsi lei non... Vuoi che ti racconto qualcosa della mia vita? Io logicamente, non pensando che quelli potevano essere gli ultimi giorni della sua vita, pensavo di aver tempo di poter fare, poter raccogliere quelle testimonianze, quei racconti,
e magari me li sono lasciati sfuggire così, insomma, no? È vero, sì, sì, sì. Eccoci, per cui uno adesso dice, se l'avessi saputo, no, cosa avrei fatto? È sempre così, no? Perché mi sembra impossibile che una persona possa andare via così all'improvviso. All'improvviso, per cui io penso bisogna sempre riuscire a cogliere sempre, diciamo, ciò che magari uno può pensare di dire ma farò domani, invece questo mai. Tempo fugge. Tempo fuggit. Va bene.